State seguendo la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata dedicata al calcio dilettantistico ogni domenica in diretta su Sesta Rete a partire dalle ore 19, siamo in replica poi anche mezz'ora dopo la mezzanotte, in replica anche sul canale 605 il lunedì a partire dalle 21:30 ed il martedì alle 18, nonché un'ulteriore replica su Mediterraneo News, canale 694 il lunedì alle 14. Video mediterraneo. Che ho detto? Chiedo scusa, ho detto Sesta Rete, vabbè. Lapsus, anche perché questa era una trasmissione nata in una televisione di Catania, anzi salutiamo tutti gli amici di Sesta Rete. Allora, a questo punto lo facciamo. Promozione girone A chiaramente. Girone A e lo facciamo subito con il girone importante perché parleremo di questo Licata e qui insomma il nostro ospite potrà sicuramente, non dico scatenarsi, no, però... ci mancherebbe. Infatti. Allora, girone A, diamo i risultati insieme a Jessica. Sì. Folgore Salinunte, Accademia Licata, partita rinviata. Città di Carini, Aragona 0-2. Audace Partinico, Borgata Terrenove 3-1. Favignana Castellammare 3-1. Casteltermini Delfini Vergine Maria 4-2. Siculiana Raffadali, partita rinviata. Libertas 2010 Salemi 5-1. Ligni Trapani Sciacca 3-1. Allora, il Raffadali non ha giocato, però continua a essere in testa. Sì, 2 grandi su 3 si sono impantanate in tutti i sensi oggi perché non hanno giocato né il Raffadali né la Folgore Selinunte a Castelvetrano, perciò non parliamo della vetta perché è inutile, sono stati tutti fermi. La parte bassa della classifica è interessantissima perché se andiamo a vedere c'è lo Sciacca, ultimo in classifica, che ha 18 punti e potrebbe addirittura riuscire a evitare la retrocessione diretta, e questo non avviene in tutti i gironi perché in molti gironi le ultime 2 sono praticamente spacciate già da mesi, mentre qui invece c'è lotta vera. Lotta vera anche per il Licata. Ti do un minuto, non di più, perché sennò rischio di non poter parlare degli altri gironi, però una battuta sul Licata me lo devi fare perché tu insomma conosci bene l'ambiente, conosci bene la realtà di Licata, che ho l'impressione che viva un po' di sogni e di ricordi. Forse bisogna entrare nella mentalità che tutto quello che è stato fatto fa parte del passato, adesso c'è una realtà totalmente diversa. È normale, è normalissima. Qui sono passati quasi 30 anni. Allora ero anch'io presente come responsabile del settore giovanile del Licata. Io ho fatto un po', non la storia del Licata, perché non l'ho fatta io, la storia del Licata l'ha fatto Zeman, l'ha fatto Gerando, l'ha fatto il presidente. Anche Papadopoulo, Papadopoulo, mio compare, che noi siamo oltretutto anche sono compare con Papadopoulo. Poi si è avuto tutta questa regressione, l'anno scorso hanno toccato il fondo, perché l'anno scorso mi ricordo hanno emulato l'Ollandina di quest'anno. Cioè più che altro era un circotogni secondo me l'anno scorso. Quest'anno si sono messi... Hanno preso il titolo dell'Empedoclina. Dell'Empedoclina, sono degli amici, hanno cercato... Non ci vogliono gli sponsor, se no un presidente che metta su mano al portafoglio e... Ecco perché io sono di questo avviso. Occorre che a livello dei vertici in Lega occorre una commissione di vigilanza. Bravo. Facciamo un esempio. La Lega dovrebbe anche ogni tanto rinunciare a qualche iscrizione. Chiaro, parliamoci chiaro, questi ragazzi che giocano a calcio devono essere remunerati, non vengono a giocare gratis. Rimborso speso. Chiamiamoli come vogliamo, d'accordo? Però se vogliamo ritornare ai vecchi tempi, quando c'era il Terranova, c'era l'Alcamo, c'era il Ragusa, questo a livello di interregionale, anche a livello di promozione, caro Ettore, noi venivamo pagati. Questi ragazzi che vanno a giocare, oggi come oggi, se vanno a giocare devono essere remunerati. Almeno il minimo. Io sto vedendo dei casi veramente pietosi. Quindi condanniamole queste cose. Allora, il discorso del Licata, si sono messe delle persone, però chiaramente per fare calcio ci vogliono gli sgay, parliamoci chiaro. Soldi, come dice, soldi. Non si canta messa. Come dice un mio caro amico comico Sandro Vergato, il suo personaggio Pippo Colera, ci vogliono i soldi. Va bene, allora parliamo adesso del girone B, lo facciamo insieme a Jessica. Girone molto interessante. I risultati del campionato di promozione. Jessica, allora i risultati di questo turno, la settima giornata di ritorno, 8 febbraio. A te Jessica. Sì. Ciappazzi Cus Palermo 1-0. Mamertina Cefalù 1-2,
Città di Mistretta, Città di Campofelice Roccella 2-1, Real Calcio Merì 0-0, Città di Sant'Agata di Militello, Montemaggiore 3-1, Castelbuono Rocca di Caprileone 0-1, Sinagra Sant'Angiolese 2-2, l'Iniziativa Stefanese 0-0. Rocca di Caprileone che addirittura va a vincere a Castelbuono, quindi questo sì, è un segnale forte, Mario. Il Rocca di Caprileone deve recuperare ancora una partita, quindi questa vittoria è importantissima, segna il sorpasso e c'è del margine per migliorare. Il gol decisivo è di Monastra, ho parlato con il presidente Giacobbe che mi ha parlato di una partita buona della sua squadra, soprattutto in contropiede, ha ammesso in maniera molto sportiva che forse ci poteva anche stare un rigore nel primo tempo per gli avversari, però la disputa è stata molto corretta. Importantissimo parlare di un'altra questione, perché Scacciaferro, il presidente del Castelbuono, si è molto lamentato. Praticamente questa squadra sta facendo benissimo, la Castelbuonese sta facendo bene, sì, anche. Si poteva andare a vedere questa partita per divertirsi, per stare vicino alla squadra, e invece agibilità limitata, soltanto 100 spettatori, nonostante, ha sottolineato il presidente, qualche anno fa è stato speso circa 1 milione di euro per mettere a posto questo impianto che ancora non è a posto, e questo è un argomento veramente infinito. È un argomento bruttissimo. Non si chiuderà mai. E l'ultima cosa importante, il gol di Maisano per il Ciappazzi apre tutto un altro scenario per questa squadra. Da quando è arrivato Nardi, il nuovo allenatore, il Ciappazzi può sperare di centrare quantomeno i play-out. Allora, possiamo far vedere un attimo la schermata di questo girone B nei dettagli, perché effettivamente sul Ciappazzi, insomma, questa vittoria dà nuova chance probabilmente a questa squadra per agganciare insomma, una probabile salvezza, anche se poi insomma ancora il percorso è lungo. Una battuta con Mister Buda. Ma un segnale forte l'ha dato il Rocca di Caprileone andando, sì, a vincere sul sicuro, certo. È un segnale fortissimo davvero. E deve ancora recuperare una partita, per e cui quindi sarà durissima. Incertissimo per la vittoria finale. Sarà durissima. Allora, passiamo subito al girone C, perché insomma è un girone importante con squadre importantissime, abbiamo anche qualche filmato a tal proposito. Jessica, ci dai subito i risultati di questo girone C, sì, anche in questo caso parliamo della settima giornata di ritorno. Città di San Filippo del Mela, Aci Sant'Antonio 2-2, San Gregorio, Città di Randazzo 0-3, Aci San Filippo Spadaforese 1-4, Pistunina Promende 1-1, Ionica Real Aci 0-1, Torregrotta Sporting Taormina 0-1, Randazzo Trecastagni 1-0, Atletico Pedara Troina 2-2. Oh, bene, bene. Che è successo? A Trecastagni, sì, insomma, si stanno mangiando un po' le dita, no? Diciamo che erano molto delusi perché la squadra ha giocato male, oggi l'hanno detto, c'erano degli assenti, ma d'altronde il Trecastagni ha convissuto con le assenze dalla famosa partita il derby col Pedara, sì, ricorderete, sì, le squalifiche, sì. Oggi rientrava tra l'altro Orofino che era stato il più penalizzato. La sconfitta porta lo Sporting Taormina più lontano, ma soprattutto Promende e Troina più vicine. Oggi il Trecastagni giocherebbe i play-off. Era uno scenario che fino a qualche tempo fa non si era profilato all'orizzonte per questa squadra, che si dovrà mettere d'impegno per recuperare un po', probabilmente un po' di entusiasmo perduto, forse dopo lo 0-0, non lo sappiamo, ne parleremo magari con i protagonisti una volta che li incontreremo. Per quanto riguarda la zona retrocessione, il San Gregorio ha deluso ancora, ha perso in casa 3-0 col Città di Randazzo. Abbiamo un servizio di Francesco Cassicci. E adesso lo vedremo, nel Città di Randazzo ha segnato Saccullo, doppietta, si è trasferito a dicembre dall'Aci Sant'Antonio. Pareggiano Promende e Troina, che comunque recuperano un punto sul famoso Trecastagni. Devono esserci 10 punti, anzi 9 punti di distacco tra la prima che gioca i playoff e le altre, perché appunto si verifichi questa eventualità. È vero. Allora abbiamo pronto il servizio sulla partita Sporting Battiati Comiso di Giuseppe Signorino. Questo pareggio un po' ha riaperto insomma la bagarre per la zona retrocessione, probabilmente in questo caso il pareggio serve poco a entrambi. Guardiamo il servizio di Giuseppe Signorino. La salvezza passa dallo scontro diretto del Buonaiuto Somma, Sporting Battiati contro Comiso, per evitare il baratro. Rinvio di Costa dal limite dell'area di rigore, suggerimento ancora centrale, timpano, il pallone per Luca, si libera bene di un avversario, la conclusione di Luca con il sinistro, il pallone che sibila il palo, subito Battiati intraprendente dopo 1 minuto di Battiati. Calcio di punizione da parte di Federico Luca, salta Silvestri nel mucchio, il pallone sul fondo, il pallone attenzione per Valerio, poi
Rimaudo al centro per l'incredibile occasione di Talarico che svirgola la sfera tu per tu con Marraffino che era battuto nella circostanza. Guardate la giocata di Luca, la finta, il pallone per Giacone, la conclusione, il gol all'incrocio dei pali. 1-0, siamo al 17esimo, Giacone siamo al 23esimo con il destro forte potente, rinvia la barriera, Maccarrone 2-0 per il Battiati. Attenzione al Comiso, pericolo, siamo al limite dell'area di rigore, pasticcia un po' la difesa, poi Silvestri regala un pallone, attenzione alla conclusione del gol del Comiso, accorcia le distanze Linguanti, c'è anche la fantasia di Mascara nel Comiso. Mascara si incarica della battuta di questo calcio di punizione con il destro, Marraffino sotto la traversa, devia con molta attenzione in calcio d'angolo. Attenzione al Comiso in avanti, Lombardo malinteso con Marraffino, Rimaudo, il pallone sul fondo. Ancora qualche incertezza difensiva per il Battiati con Blatti che si fa rubare il pallone, e poi il tiro di Rimaudo, il palo, e poi Blatti devia in calcio d'angolo, ancora un pericolo scampato. Rimaudo, la conclusione, arriva Nigita, pallone alto da buona posizione. Attenzione a Oscar Mascara, Mascara fa filtrare un pallone al limite dell'area di rigore, la conclusione ancora di Rimaudo, è una mina vagante, il Battiati deve fare molta attenzione. Pillera, sinistro, prova la sorpresa, il pallone che sfiora il palo. Comiso in avanti, sbanda ancora in difesa il Battiati e Rimaudo è davvero sfortunato, colpisce la traversa con questo tiro a sorpresa. Sorpresa, ancora non sono finite, Giacone costringe agli straordinari il portiere del Comiso, Gurrieri. Attenzione alla formazione di Blay in avanti, il pallone per Nigida dentro la rete di rigore, batte e ribatti, non riesce a liberare il Battiati. Rimaudo vince un tackle e pareggia, 89esimo minuto. Il pareggio del Comiso, un gol meritato. Ci credevo, stavamo 2-0 all'inizio e non mi aspettavo questo calo, soprattutto mentale, perché eravamo lì fino alla fine, abbiamo creato. Mentale per il nervosismo, tutto, ecco, questo non me l'aspettavo. E avevo detto appunto prima della gara che era importante questo con una squadra diciamo disperata come noi, tra virgolette. E alla fine non ci siamo riusciti, un punto che forse non serve a nessuno dei due. Ho visto gente un po' passiva, un po' sulle gambe, quindi è mancato quella cattiveria in più, no? nei 2 gol che abbiamo presi. È mancato anche il centrocampo con le uscite di poi, Silvestri. Poi 2 infortuni forzati, 2 sostituzioni forzate, 2 infortuni, quello di Russo abbastanza serio e quindi ho dovuto cambiare in corsa, tra l'altro con uomini che non sono in quel ruolo lì. Per Russo problema al setto nasale? Sì, sarà in ospedale, sarà rotto il naso, come mi hanno detto ora andiamo a vedere e basta, continua la nostra stagione negativa, anche sotto questo punto di vista degli infortuni pure. Prossima tappa Palazzolo. Palazzolo, raccogliamo i coach, vediamo chi rimane, perché fra squalifiche, infortuni, giocheranno anche i giovani, molti giovani si metteranno in vista e basta, continuiamo fin quando la matematica non ci condanna, continueremo a lottare. Allora, eccoci qui, eccoci di nuovo in studio, abbiamo un po' anticipato l'altro girone mandando Sporting Battiati Comiso del girone D, adesso tra poco però amici di San Gregorio state tranquilli perché manderemo il servizio però del girone C. Allora facciamo una cosa, mandiamo subito la partita in modo che così poi possiamo dedicarci al girone D. completamente. Perfetto, allora a questo punto guardiamoci insieme l'incontro tra San Gregorio e Città di Landazzo, vittoria della Città di Landazzo, sì. che affossa sempre di più questo San Gregorio. Sì, e anche il Torre Grotta che viene superato. È un po' in crisi il San Gregorio, Sì. è un po' in crisi. Allora, partita San Gregorio, Città di Landazzo, girone C del campionato di promozione.
Vittoria esterna per il Città di Randazzo che si impone al Comunale di San Gregorio con il punteggio di 3-0, una partita che si mette praticamente sin dall'inizio male per i gialloblu allenati da Gaetano Bellia, un Città di Randazzo sicuramente padrone tanto nel primo tempo quanto nella ripresa. La prima palla gol però il San Gregorio la raccoglie al 20° minuto con la sponda di Viglianisi, la conclusione di Bracciolano al volo di poco a lato, una buona azione anche al 32° da parte del San Gregorio con Merenda per Furnari che si presenta a tu per tu con il portiere ma scivola al momento di battere a rete con Cosentino quasi inerme. 40° minuto però passa in vantaggio con una punizione battuta veloce dalla squadra granata, il pallone calciato da Marco Saccullo che firma con un lob beffando Fabio Calabretta, direi un acquisto importante quello del Città di Randazzo con Saccullo passato dall'AC Sant'Antonio. Al 45° minuto però un rigore non concesso ai danni del San Gregorio con Bracciolano steso a tu per tu dal portiere cosentino, era probabilmente cartellino rosso per l'estremo difensore e rigore non concesso, un sicuramente episodio molto molto importante. Al 47° minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo Merenda calcia il pallone sul palo. Nella ripresa un monologo per la squadra ospite che al 64° minuto raddoppia con Saitta che produce un assist per Saccullo che di testa mette il pallone in fondo al sacco all'angolino alla destra del portiere Calabretta. Il Città di Randazzo continua a produrre un buon calcio, Saccullo ha una buona palla gol ma Calabretta è decisivo al 67° minuto. Al 70° però Saitta per Cunzolo che firma il pallone del 3-0 calciando praticamente all'incrocio dei pali. Un monologo anche nel finale con Bracciolano che di testa al 78° mette su assist Merenda al lato, Calabretta salva prima su Saitta poi su Saccullo. Città di Randazzo che quindi cerca di uscire dai bassi fondi, San Gregorio che rimane a quota 22 punti, quartultimo in classifica. Era l'incontro San Gregorio Città di Randazzo, vittoria dunque abbiamo detto del Città di Randazzo per 3-0, abbiamo parlato del girone C, però abbiamo già visto anche il girone D con l'incontro dello Sporting Battiati Comiso, però non abbiamo avuto modo ancora di presentare la schermata con tutti i risultati, però prima di farlo volevo salutare a Catania l'arrivo di Francesco Casicci, il nostro inviato ufficiale nei campi siciliani. Ciao Francesco, come stai? Tutto a posto? Tutto bene Ettore, buonasera agli amici di Penalty. Sei andata a seguire per noi Sicula Leonzio Ragusa, partita un po' particolare, tra poco vedremo anche le immagini e ce li commenterai, però prima insieme a Jessica diamo subito il quadro completo con la schermata appunto di questo girone D del campionato di promozione. È stata una giornata importante perché forse ci sono stati dei risultati un po' a sorpresa. Vai Jessica. Gela, Atletico Catania 0-0, Sporting Battiati Comiso 2-2, Sicula Leonzio Ragusa 0-0, Belvedere Santa Croce 0-1, Macchitella Gela Palazzolo 1-1, Città di Catania Sporting Priolo 3-0, riposano Atletico Gela e Pachino. Bene, bene, bene. Allora è successo un po' di tutto perché la Sicula Leonzio ha pareggiato, sì, è successo un po' però di gli tutto, altri non ma ne anche, hanno approfittato. Ma anche un po' di niente Ettore, perché hanno vinto solo 2 squadre, soltanto Santa Croce e Città di Catania, una fuori casa e una in casa. Benissimo. Il Gela ha pareggiato 0-0, ho parlato con l'addetto stampa Flavio Centamore che ringrazio, tra l'altro una delle partite più belle viste a Gela quest'anno, sì. Ha creato tanto il Gela, una squadra molto forte anche Atletico di Catania con Concialdi che ha preso anche una traversa, ma non è bastata la mole di occasioni create per il Gela per cercare di recuperare i punti alla Leonzio. Francesco Casicci, tu che sei stato a Lentini, ci puoi dare un po' il quadro di questa cosa qui di Lentini? Com'è finita? Com'è andata questa partita? Hai anche delle immagini così li possiamo commentare perché poi voglio sentire anche il parere dei nostri ospiti. Vai. Beh, premettiamo che anche quando la Sicula Leonzio non vince, il quarto pareggio dopo 14 vittorie e una sola sconfitta, le altre non ne approfittano e in questo caso non ne ha approfittato il Gela Calcio, solo 0-0 contro un ottimo Atletico Catania. La Sicula Leonzio oggi non ha disputato la sua migliore partita, ma in settimana si era discusso tanto delle insidie di questo match contro un Ragusa che è in fortissima ascesa e tra l'altro vuole ancora dire la sua per un posto nei playoff.
tant'è che i 30 punti comunque possono ancora rappresentare un trampolino di lancio per il quinto posto. La Sicula Leonzio ha giocato una partita direi sorniona nel primo tempo, con difficoltà soprattutto di mettere i palloni in area di rigore. Qui vedete la squadra ospite che si reca pericolosa dalle parti di Dario D'Antone, preferito a Giuseppe D'Antone, che oggi era per la prima volta in panchina dopo 3 settimane. Ancora il Ragusa qui che colleziona una buonissima palla a gol, il portiere D'Antone che difatti è praticamente provvidenziale. Lauria qui dalla destra, un tiro cross, colpisce la traversa al 21esimo minuto. Questa probabilmente è per la Sicula Leonzio la palla gol più importante nel primo tempo, però bisogna dire con le immagini, l'ausilio delle immagini di Fulvio Begherucci, che nel secondo tempo un evento cambierà direi la partita in maniera completa, perché praticamente a un quarto d'ora dall'inizio della ripresa Pietro Palazzolo sforna un assist al bacio in area di rigore, non arriva Davide Ardizione, arriva invece Lino Signorelli, e Lino Signorelli viene in posizione assolutamente irregolare. Qui invece c'è un tocco di mano di Valerio, il numero 8, vedete dalle immagini qui Pietro Palazzolo, questo pallone sul secondo palo, Lino Signorelli segna. Mi sembra che sia un gol più che buono, ma la terna arbitrale non lo convalida. Qui vedete come Lino Signorelli venga almeno dalle retrovie, quindi ci stavano tutti i presupposti perché la Sicula Leonzio avesse il gol della vittoria. Comunque è stata una bella partita, anche se non ci sono stati gol. Se questo doveva essere uno 0-0, almeno comunque i tifosi dell'Angelo Nobile non possono essere delusi dalla propria società. È stata comunque sicuramente una bellissima partita, complimenti, perché forse la Leonzio avrebbe meritato leggermente qualcosa in più rispetto a Ragusa. Mario, vedere la Leonzio in promozione, seppur che il Ragusa abbia demeritato, è stata una partita molto molto equilibrata. Ok. No, mi piace il Nicolò Carosio della situazione. È bravo, Francesco Casicci, soprannominato anche dalla nostra Jessica Rudy Zerbi, però va bene pure. Cosa dirti? Allora, cosa dirmi di questa Leonzio? Sono nato a Ragusa, sì. Io ho allenato la Leonzio. Sì. E allora mettetemi nei miei panni. Non lo so. Il cuore mi dice il Ragusa. Sì. Guadagnavo con la Leonzio. E allora questo pareggio sta bene. Così siamo a posto. Mister Buda, a questo punto credo che la Leonzio con questo pareggio anche abbastanza importante, seppur insomma sofferto perché avrebbe potuto meritare di più, la lancia in maniera quasi definitiva. Assolutamente candidata alla vittoria finale, anche se i giochi non sono ancora fatti. Assolutamente. Il strano è che ha tirato il fiato la Leonzio nelle ultime gare perché ha fatto parecchi pareggi, ma dietro evidentemente non hanno approfittato. È vero. Però, a Catania abbiamo ancora il difensore del Belpasso, Vincenzo Terranova. Vincenzo, io credo che la Leonzio, insomma, Mario qui me lo conferma, ha una marcia in più, diciamolo pure, ha una marcia in più. La squadra di Pierpaolo Alderisi in questo momento ha veramente una marcia in più. È il turbo questo qua, Vincenzo, che ne dici tu? Sì, io la penso esattamente come te, Ettore, anche perché è allenata da, secondo me, uno dei tecnici più preparati che abbiamo qui nella provincia di Ternera. L'ho cresciuto io, per Paolo Alderisi. Faccio anche il tifo per loro. Dicevo, poi vedendo le immagini sicuramente oggi meritava qualcosa in più la Leonzio. Sta di fatto che comunque chi le sta dietro non ne approfitta, quindi anche da queste piccole cose si vede che magari sia l'anno buono per loro. Ecco. È vero. È un ragazzo umile l'allenatore. Lo stai dicendo a me? Allora, eravamo in una trasmissione, un'altra emittente, eravamo vicini, mi ha detto mister, io gli ho detto mister, no, mi dia del tu, mi ha detto, capisci? Ecco, questo è molto umile, questo è un ragazzo che farà strada. Aveva 14 anni quando io l'ho incominciato ad allenare, l'ho portato a ridosso del calcio. Ma quando ne abbiamo portato persone? Vabbè, evidentemente ci siamo fatti anziani. Mario, vogliamo chiudere questo girone di promozione? Sì, ma in realtà Francesco è stato molto preciso e puntuale, ci ha parlato dei dettagli della partita, quindi non c'è neanche bisogno di indagare più di tanto, abbiamo detto molto. Comunque finisce il periodo di frigorifero dell'Atletico Gela, che è stato a riposare per 2 settimane, scongelato, adesso ritornerà in campo forse con qualche difficoltà, lo vedremo la settimana prossima. Atletico Gela gioca fuori casa, credo, adesso lo vedremo.
magari dai turni contro il Pachino, in casa contro il Pachino, e quindi vedremo come si comporterà dopo questi 2 turni consecutivi di stop. Vedremo anche come si comporterà a questo punto la nostra Jessica, perché dovrà lanciarci questo ultimo blocco pubblicitario, poi parleremo di una bella scuola calcio che è venuta in Sicilia per uno stage importante, parleremo della Pro Calcio e poi chiuderemo il programma con il campionato di prima categoria. Ci lanci la pubblicità, Jessica? Sì, rimandiamo la pubblicità, mi raccomando restate con noi.